Lui è Michael Cortelletti, e sta preparando il banco per la pizza, quindi significa che sta per partire per un viaggio. Questo. Io adoro viaggiare, per me sì, il punto di partenza è bello, il punto di arrivo è splendido, ma è il viaggio nel mezzo che è veramente fuori di testa, esilarante. E così è stato anche con la pizza. La pizza mi ha accompagnato nei primi passi di indipendenza, per le prime mancette, poi mi ha accompagnato negli studi quando mi sono trasformato in istruttore pizzaiolo, poi la pizza è stata il legame con la mia patria quando ho viaggiato e vissuto all'estero, e con la pizza sono tornato a Verona. Michael è un imprenditore della ristorazione molto noto a Verona, e la storia del suo libro nasce proprio qui, nel centro storico, dove ha i suoi locali, ed è una storia nata durante il lockdown, nel periodo cupo di chiusura dall'anno scorso fino a pochi mesi fa, ed è stato lì che lui ha trovato il tempo per raccontare la propria storia. Ha utilizzato il tanto tempo libero a disposizione per dire che cos'è la pizza, e vi assicuro che non è un racconto banale, che tra l'altro in molti aspetti ci accomuna. Ma non è che, avendo Dante che ti guarda ogni giorno, ti ha ispirato lui, o devi dirgli fate più in là? Non mi permetterei mai. Un amico mi ha fatto notare che Dante è l'unico autore della storia italiana che noi chiamiamo per nome e non per cognome. È come chiamarlo Mario, Gianni, Franco, e questo indica semplicemente la dimensione della sua grandezza, non c'è bisogno di ricordare il suo cognome. Però in effetti la vicinanza con Dante, e soprattutto il crescere nel centro storico di Verona, dove tutta una storia, mi ha sempre stimolato a pensare cosa posso fare io che possa restare. E allora nel mezzo della pandemia, chiuso, senza la possibilità di incontrare i miei clienti, ho pensato questi ultimi 10 anni con la pizza a Verona meritano di restare, meritano di durare. E allora mettiamoli in un libro, raccontiamoli, fotografiamoli, in modo che ne rimanga memoria. Confesso che mi ha fatto particolarmente piacere quando Michael, che è un amico da tanti anni, mi ha chiesto di scrivere la prefazione al suo libro, perché un po' la pizza è una passione che ci accomuna. Anche io ho scritto un romanzo qualche anno fa, ma per lui è qualcosa di più, è il trait d'union della sua vita. E il libro, La via della pizza, è un percorso prima introspettivo, anche se sembra quasi paradossale, e poi dedicato alla pizza, perché dentro ci sono le ricette, ci sono dei consigli pratici. Io l'ho letto questo libro, ma prima di tutto c'è il Michael Cortelletti uomo, una versione inedita per chi non lo conosce da vicino, e a tratti anche davvero toccante, perché parla di episodi della sua vita anche duri, come quando è morto Papa Giuliano, quando ha dovuto reinventarsi dall'attività manageriale che aveva portato avanti con successo dall'altra parte del mondo, a quando ha dovuto tornare a casa per reinvestire nella sua attività di famiglia, ovvero la ristorazione. Insomma, una lettura a tutto tondo, un'esperienza, un'avventura umana che veramente vi consiglio di leggere. Per me un pochettino la pizza è una piccola e grande metafora della vita. Innanzitutto la pizza è il più democratico dei piatti, è quel piccolo lusso accessibile a tutti. Poi la pizza è il più duttile dei piatti. Vive in ogni cultura, in ogni angolo della terra, un po' come le volpi, l'unico animale che riesce a vivere in ogni ecosistema. Ci sono due pizze a cui sei particolarmente affezionato? Sì, una, e l'ho messa anche in copertina, è la burrata e pesto, perché per me è il punto d'arrivo di un ciclo che si è aperto con la margherita. La margherita non è la prima pizza, ma è la prima pizza moderna, questo sì. E ha aperto la strada alla crescita e all'espansione della pizza. E per me la burrata e pesto un po' chiude quel capitolo. Se ci pensi, burrata e pesto, gli stessi colori della margherita, il tricolore, solo con tutt'altri ingredienti che nel 1800 nessuno avrebbe pensato di mettere sulla pizza. Il pesto della Liguria e la burrata tanto amata in Puglia.
carpaccio di polpo, perché per me è una pizza che dimostra due aspetti fondamentali: la duttilità della pizza nel lavorare con ingredienti inaspettati e l'importanza della semplicità. Talvolta più semplice è, più grande è una pizza. Sai cosa mi piace del tuo libro, Michael? La prefazione, è bellissima. Sono stato molto bravo a scegliere e a chiedere a chi fargliela fare. L'ho scritta io. Mi merito un po' di pizza. Me ne avessi lasciato un pezzo. Ops. Comprate il libro. Scusa.